Nella raccolta biblica dell'Antico Testamento troviamo diverse pagine che trattano il tema della creazione. In genere ci si accontenta solo dei primi capitoli della Genesi, volendo affrontare questo argomento. Invece in altri ambiti viene presentato il tema della creazione, con altre immagini, con altri schemi. Abbiamo già avuto modo di leggere il capitolo 8 dei Proverbi, dove la sapienza si presenta come generata da Dio e presente mentre il Signore creava il mondo. Il libro di Giobbe culmina con le domande che il Creatore pone alla creatura, facendo notare la differenza fondamentale fra la potenza creatrice di Dio e il limite dell'uomo. Un altro testo molto bello che troviamo nella scrittura sacra sulla creazione è un salmo. E vi propongo la lettura e la riflessione su questo testo, che è uno splendido inno al Creatore, non legato alla scuola sacerdotale, come Genesi 1, non legato all'interesse sulla sapienza, come per Proverbi 8, non problematico, secondo lo schema filosofico dell'autore di Giobbe, ma come lirica contemplazione della bellezza che c'è nel mondo. Intendo parlare del Salmo 103, o secondo la numerazione ebraica 104. Un grande e solenne inno. È un genere letterario l'inno, in cui si invita a lodare il Signore per un motivo. E questo inno è rivolto a se stesso. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore, mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. L'inizio e la fine sono uguali. Si chiama tecnicamente inclusione. È un procedimento letterario per racchiudere un testo con formule simili. Benedici il Signore, o anima mia. Il poeta invita se stesso a dire bene del Signore, cioè a contemplare e ammirare le cose belle che il Signore ha compiuto. Poi direttamente si rivolge a Lui, dicendogli: sei proprio grande. È un complimento semplice, elementare. È tipico del bambino che rimane ammirato dalla grandezza del papà. E dirgli sei grande è il riconoscimento dell'essere piccolo. È la consapevolezza del proprio limite che ammira la grandezza del Creatore.
Signore mio Dio. Signore è il nome proprio di Dio, Adonai, il tetragramma sacro impronunciabile. Mio Dio, cioè tu, Signore, sei il mio Dio. La tua persona è in rapporto con la mia persona. Se tu sei il mio Dio, io sono tuo. Tu sei grande e io sono tuo. C'è una relazione che ci lega ed è quella che fa scaturire la mia contemplazione, la mia entusiasta ammirazione di quello che tu hai fatto. Sei rivestito di maestà e di splendore. Sei avvolto di luce come di un manto. All'inizio della creazione c'è sempre il richiamo alla luce. Qui il poeta immagina che il Signore sia vestito di luce, si è messo il mantello, e il mantello è la luce. Tu distendi i cieli come una tenda, costruisci sulle acque le tue alte dimore. Evoca con poche essenziali pennellate l'opera creatrice di Dio. Ha fatto i cieli. Come un nomade del deserto pianta la tenda, tira i teli, con le corde fissa quella tenda. Poi il Signore ha costruito la tenda dei cieli e ha fissato, secondo l'immaginario comune antico, quella grande volta che sorregge le acque superiori. Ed è una tenda così solida che sopra ci sono le acque e sopra le alte dimore. Il Signore si è costruito il suo palazzo al di sopra dei cieli. Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento. Fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. È una immagine poetica della tempesta riletta come un modo con cui Dio entra in contatto con la realtà. Venti, fulmini, tuoni, tutto è al servizio di Dio. Il Signore cavalca le nuvole e entra in contatto con la realtà. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Dopo la contemplazione dell'alto, scende a guardare le basi, ha messo le fondamenta, e sono fondamenta così solide che non traballeranno mai. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Prima tutto era coperto dall'acqua, anche le cime più alte erano sotto l'acqua. L'oceano era un vestito per la terra, invivibile. È l'immagine del caos primordiale, la grande massa delle acque che impediva la possibilità di vita. Al tuo rimprovero esse fuggono, al fragore del tuono si rassano territe. È una immagine poetica splendida. Sembra che il Signore abbia fatto un urlo, ha rimproverato le acque, le ha sgridate e la massa delle acque si è spaventata. Il tuono è la voce di Dio. Sentendo quella voce, le acque fuggirono, si separarono, scapparono nel luogo a loro fissato. L'intervento di Dio
ha separato la terra dalle acque, ha liberato la terra rendendola un habitat, un ambiente abitabile per l'uomo. Salirono sui monti, discesero nelle valli. Il soggetto sono le acque. Si spaventano, si muovono, salgono sui monti, scendono nelle valli e arrivarono al luogo che avevi loro assegnato. Hai fissato loro un confine da non oltrepassare, perché non tornino a coprire la terra. È un'idea costante nei testi della creazione l'insistenza sulle acque che sono state dominate dal Creatore e sono state limitate. La massa acquatica è stata fissata dentro i limiti e il progetto di Dio prevede che non oltrepassino quel confine, perché se tornano a coprire la terra è finita. La nostra vita non è più possibile. Allora vuol dire che il progetto di Dio creatore è un progetto per la vita dell'uomo e quel limite che è stato imposto alle acque non è contro l'uomo, ma a favore dell'uomo. È proprio il modo con cui il Signore permette all'uomo di vivere. Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti. L'immagine rievoca uno che scava pozzi. L'uomo cerca l'acqua facendo dei fori nella terra e il Signore ha fatto qualcosa del genere all'inizio, ha aperto le sorgenti. L'uomo antico immaginava che sotto la terra ci fosse l'acqua e avendo fatto dei fori il Signore ha permesso a questa acqua sotterranea di uscire fuori e di creare i fiumi. E dalle montagne sgorgano dei fiumi e quest'acqua attraversa la terra e permette la vita. Queste acque sorgive scorrono tra i monti, dissetano tutte le bestie dei campi, gli asini selvatici estinguono così la loro sete. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano fra le fronde. Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tutto è riportato al Signore. Non c'è una spiegazione logica né scientifica, ma una contemplazione del creato. A partire dall'allontanamento delle acque, la scena è montana, con gli alberi, gli uccelli che cantano, gli animali selvatici che non servono all'uomo, che però si dissetano e hanno possibilità di vivere. Ed è il Signore che dalle sue dimore, dal grande palazzo superiore, quello sopra l'oceano del cielo, permette alla terra di essere irrigata. La terra è saziata dal frutto delle mani del Signore. Il Signore opera, lavora e il frutto delle sue mani dà da mangiare alla terra. Tu, Signore, fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Notiamo questa sfumatura. Tu fai crescere le piante che l'uomo coltiva. San Paolo riprenderà questa immagine applicandola al ministero apostolico, dicendo: io ho piantato, Apollo, mio collaboratore, ha irrigato, ma è Dio che fa crescere.
Non è importante chi pianta né chi irriga, ma il Signore che fa crescere. Questi testi ci aiutano a comprendere come dietro alla semplice realtà che sperimentiamo è possibile riconoscere l'opera del Signore. E questo è il sesto senso della nostra esperienza di fede, che ci permette di vedere l'invisibile, di vedere il Signore che fa crescere l'erba. Noi vediamo l'erba solo, vediamo che prima il prato è secco e poi germoglia e fiorisce. Dietro a questo germogliare l'occhio della fede sa leggere la presenza provvidente del Signore. Tu fai crescere l'erba, tu fai crescere le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo cuore. 3 alimenti fondamentali della dieta mediterranea: il vino, l'olio, il pane. Sono 3 opere dell'uomo, non ci sono in natura, né il vino, né l'olio, né il pane. Eppure viene detto: tu produci il vino che allieta il cuore dell'uomo. Tu produci il pane che sostiene il cuore dell'uomo. Tu produci l'olio che fa brillare il suo volto. Noi abbiamo l'ossessione del grasso e dell'unto, mentre gli antichi amavano versare l'olio sui capelli e ungersi il volto. Noi adoperiamo le creme protettive e cose del genere. L'antico si accontenta dell'olio di oliva. E il volto che brilla è immagine di festa, di luminosità, di gioia. Ma notiamo che il pane e il vino sono legati al cuore dell'uomo, rallegrano e sostengono il cuore dell'uomo. Non si intende il muscolo cardiaco, chiaro. Si intende la persona, il centro personale, l'io, che caratterizza la mia storia. Il pane e il vino rallegrano la mia persona. È un discorso molto materiale, concretissimo. Non dobbiamo saltare subito a leggervi un riferimento all'Eucaristia. Ci può essere. Ma prima di tutto c'è la valorizzazione del pane quotidiano, quello della mensa. È il vino, il buon vino, che si beve con gioia e che aumenta la gioia del cuore. È una contemplazione della realtà materiale come buona. È pericoloso e talvolta noi fuggiamo in questo, immaginare una religiosità spiritualista che dimentica le realtà concrete per sognare un incontro spirituale astratto con Dio. Mentre la tradizione biblica ci porta ad una concretezza, ci chiede un'attenzione alla realtà. Non dobbiamo fuggire dalla realtà concreta, perché proprio attraverso le cose create noi possiamo, per analogia, riconoscere le orme del Creatore. E nel pane e nel vino che mangiamo, nelle cose belle prodotte da noi uomini, possiamo riconoscere la presenza provvidente del Creatore. Noi le abbiamo prodotte e ce le godiamo perché era previsto in natura che si potesse fare il vino.
e che si potesse fare il pane. E quello che noi abbiamo realizzato è un progetto che viene direttamente da Dio. Sono sazi gli alberi del Signore, i cedri del Libano da Lui piantati. L'antico poeta si domanda, chi ha piantato i cedri del Libano, che sono plurisecolari, sulle montagne, lontanissimi dai centri abitati? È il Signore che li ha piantati. Gli alberi della foresta non sono stati piantati da nessun contadino. L'antico guarda con meraviglia una natura che lo supera, che lo precede e vi sa leggere un'opera di Dio. Là, sui cedri del Libano, gli uccelli fanno il loro nido e sui cipressi la cicogna ha la sua casa. Le alte montagne per le capre selvatiche, le rocce rifugio per gli iraci, parola strana che è derivata direttamente dal latino. Io avrei tradotto con una parola meno poetica ma comprensibile a tutti, marmotte, perché il riferimento è a questi animali che vivono sulle rocce delle montagne. Hai fatto la luna per segnare i tempi e il sole che sa l'ora del tramonto. È precisissimo, ogni giorno cambia, ma sempre uguale, con un ritmo preciso, costante, ritarda fino alla piena estate, poi torna indietro e sa quando è il momento giusto. Il Signore gli ha insegnato quest'ordine. Tu, Signore, stendi le tenebre e viene la notte. In essa si aggirano tutte le bestie della foresta, ruggiscono i giovani leoni in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Gli animali selvatici di notte chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle loro tane. Allora l'uomo esce per il suo lavoro, per la sua fatica fino a sera. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Non parla l'autore biblico della natura come se fosse una realtà autonoma. La terra è piena delle creature e le creature rimandano al creatore. Ecco il mare, spazioso e vasto, là rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi, lo solcano le navi e anche il Leviathan che tu hai plasmato per giocare con lui. Immagine mitica, il Leviathan è il mostro delle origini. Questo poeta nel Salmo lo demitizza, lo fa diventare un grande cetaceo. L'espressione ebraica può intendersi in due modi. Tu hai fatto il Leviathan perché giochi nel mare, oppure tu hai fatto il Leviathan per giocare con lui. Quasi che sia il divertimento di Dio. Dio si diverte a giocare, immaginate la scena di un delfino. E il Signore gioca con il Leviathan come si può giocare con un delfino. Questo mostro caotico è diventato un animale addomesticato. Il Signore gioca. Anche la Sapienza diceva all'inizio di giocare, ma nel senso buono del termine, cioè si rallegra e gode della bellezza delle cose create. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la tua mano e si saziano di beni. Nascondi il tuo volto, li assale il terrore. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. È un versetto che la liturgia ci insegna ad adoperare nelle invocazioni dello Spirito Santo.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la faccia della terra. Sono le stesse espressioni che troviamo nel Salmo Miserere. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Dio crea e rinnova, manda lo Spirito e sono creati, e così rende nuova la faccia della terra. Non semplicemente delle realtà create materiali. La faccia della terra è l'umanità, è il nostro modo di rapportarci al creato. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. Egli guarda la terra ed essa trema, tocca i monti ed essi fumano. Voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare inni al mio Dio finché esisto. Voglio ringraziarlo per tutte le cose belle che ha fatte. A Lui sia gradito il mio canto, la mia gioia è nel Signore. C'è solo una nota stonata in tutto questo meraviglioso coro che canta la sinfonia del creato: i peccatori. Scompaiano i peccatori dalla terra e i malvagi non esistano più. E loro stonano veramente in questo coro. I peccatori e i malvagi sono la nota stonata e c'è da augurarsi che prima o poi spariscano e tutto diventi bello. Benedici il Signore, anima mia.